Eder. Mac Pallister. Trieste, il caso Granieri. Un colpo alla nuca, una casa popolare piena di valori e una pista che sa di esecuzione. Nel rione San Luigi a Trieste, al civico 16 di via Maclig, la scena che si apre dentro un alloggio Ater è di quelle che non lasciano spazio a letture comode. Nicola Granieri, 73 anni, viene trovato riverso in una pozza di sangue nel suo appartamento al primo piano. A dare l'allarme è un conoscente, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Quando arrivano i soccorsi, per il 73enne non c'è più nulla da fare. Il decesso risulta avvenuto da ore. Sul posto si muovono squadra mobile e polizia scientifica. Viene coinvolto anche il magistrato di turno Andrea Laganga e, in un secondo momento, la procuratrice capo Patrizia Castaldini. All'inizio, come spesso succede nelle ore calde, le ipotesi restano tecnicamente tutte sul tavolo. Poi però i dettagli iniziano a pesare come macigni, perché l'autopsia cambia la musica. Non si parla più di una caduta sfortunata o di un malore finito male. La ferita alla testa viene ricondotta a un colpo d'arma da fuoco esploso alla nuca, con il proiettile che attraversa il capo ed esce dalla zona della tempia. L'esame istologico dovrà chiarire un punto chiave: la distanza tra arma e vittima, cioè se sia stata un'esecuzione a distanza ravvicinata e quanto ravvicinata. Ed è qui che il caso smette di essere un giallo generico e assume contorni molto più netti. Gli investigatori lavorano in massimo riservo e nel frattempo ascoltano numerose persone in questura. Amici, familiari, conoscenti. All'obitorio civico di via Costalunga, durante le 4 ore di autopsia, sono presenti anche operatori della polizia scientifica arrivati da Padova, accanto alla dottoressa Raffaella Vetrini dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Trieste, che esegue l'esame e i test tossicologici. Poi c'è la casa. E la casa parla. Dentro l'appartamento appare messo a soqquadro, cassetti aperti, ante degli armadi spalancate, ambienti rivoltati anche nella stanza dove si trova il corpo, tra soggiorno e corridoio. Spunta una cassaforte aperta, ma non completamente svuotata. Ed emerge un dato che da solo basterebbe a far drizzare le antenne anche a chi di cronaca ne ha vista parecchia. In quell'alloggio popolare sarebbero stati custoditi valori per una cifra enorme, con contanti, oro e una trentina di Rolex. E qui arriva la stonatura che rende il quadro ancora più inquietante. Non tutto risulta sparito. Se fosse stata una rapina classica, ci si aspetterebbe il vuoto totale. Invece no. L'impressione è che qualcuno abbia cercato qualcosa di preciso, oppure abbia voluto lasciare una scena compatibile con una rapina, ma non troppo. Un altro dettaglio è da film, ma purtroppo è cronaca. Parte del denaro e dei preziosi, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stata nascosta in uno scooter lasciato in garage. E quello scooter risulterebbe sparito. Un pezzo di storia che non si muove da solo, o lo porta via chi sa cosa sta facendo, oppure lo porta via chi sapeva esattamente dove mettere le mani. E ancora, le scale. Gli investigatori si concentrano sulle macchie di sangue lungo il vano scala che sale dall'appartamento. L'idea concreta è che possano essere tracce lasciate non dalla vittima, ma da chi è passato di lì dopo il colpo. In parallelo viene analizzato anche il sistema di videosorveglianza. Dalle verifiche risulta che le telecamere in casa c'erano, ma sembra che una scheda di memoria manchi all'appello, possibile segno di manomissione o rimozione mirata. Un dettaglio che, messo insieme al resto, fa pensare a qualcuno che non improvvisa. C'è anche il silenzio del palazzo. Nessuno dei vicini avrebbe sentito lo sparo. Questo alimenta un'ipotesi tecnica che circola spesso in casi del genere: arma silenziata oppure dinamica tale da non essere percepita. In ogni caso non è il rumore a guidare le indagini, ma la sua assenza. Il profilo della vittima, intanto, diventa centrale. Granieri viveva in un alloggio a canone agevolato, ma in casa aveva valori altissimi. Ater, contattata da chi ha seguito la vicenda, non avrebbe rilasciato commenti su questa evidente discrepanza. E nel racconto pubblico emerge anche l'ombra di attività in nero, compravendita di gioielli e orologi indicata come abusiva e un possibile mondo di prestiti fuori dai canali ufficiali. Nei fascicoli, secondo alcune ricostruzioni, compare anche un sospetto di usura mai provato. Sullo sfondo un giro di clienti descritti come variegati, dagli stranieri dell'est ai sudamericani, fino ad ambienti marginali. Non è un'accusa, è una traccia investigativa, cioè quel tipo di contesto che per la polizia serve a capire chi poteva frequentare l'uomo e perché.
Il passato giudiziario aggiunge ulteriori strati. Viene ricordato un arresto nel 2006 da parte della Guardia di Finanza per traffico di sigarette di contrabbando importate dalla Slovenia. E, negli anni, sarebbero emersi anche altri procedimenti. Nel 2016 un'iniziale accusa di usura legata a prestiti a una persona con ludopatia, che poi sarebbe caduta, nell'ambito di un procedimento per circonvenzione di incapace concluso con assoluzione. Inoltre vengono citati un filone per ricettazione con sequestro di preziosi e uno per esercizio abusivo dell'attività di intermediazione creditizia, senza condanne definitive riportate nelle ricostruzioni disponibili. Anche le abitudini quotidiane in questa storia diventano una mappa. Si parla di spostamenti frequenti tra Piazza Goldoni e Largo Barriera, spesso in sella allo scooter, in un circuito dove avrebbe effettuato compravendite di gioielli e orologi. E c'è un elemento curioso. Chi è andato a chiedere nei compro oro della zona avrebbe ricevuto risposte tutte uguali, nessuno che lo conoscesse. Stessa cosa in una storica gioielleria del centro. Uno storico gioielliere triestino, Furio Rizzardi, si dice stupito dall'idea stessa di un compro oro abusivo in città, sottolineando quanto i controlli nel settore siano rigidi, con obblighi come un conto dedicato e limiti stringenti sull'uso del contante, indicato in 500 euro. Nel frattempo, attorno alla scena del ritrovamento si muovono altre tessere. Nel pomeriggio vengono portati via per accertamenti 2 giovani tra i 20 e i 30 anni in 2 auto della squadra mobile, indicati in alcune ricostruzioni come un vicino e un conoscente. E arriva anche una donna che si presenta come figlia della vittima chiedendo di passare. La direzione che prende l'indagine, con il passare delle ore, appare sempre più orientata sull'omicidio. In alcune ricostruzioni si parla apertamente di delitto di mala e di esecuzione. Una o più persone esperte, capaci di entrare, agire, controllare la scena e magari provare anche a travestire il movente con il classico caos da rapina. Ma il punto, per ora, resta uno. Se non è sparito tutto, allora o non era quello l'obiettivo, oppure l'obiettivo era un altro e il disordine è solo una maschera. E in mezzo resta il dettaglio che oggi pesa come un macigno operativo. Secondo quanto riportato in un aggiornamento attribuito a Telefriuli, nell'abitazione non sarebbero state trovate pistole, almeno regolarmente registrate, e Granieri non avrebbe avuto porto d'armi. Se confermato, rende ancora più interessante la domanda più semplice di tutte: chi ha portato l'arma e perché proprio lì, proprio in quel momento? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.